allora siamo qui con Giovanni Collina. Giovanni è l'organizzatore di questo bellissimo evento dedicato alla cultura, alle tradizioni, alla musica. Giovanni, come mai hai avuto questa idea? Beh, tanto perché sono siciliano e per me è importantissima la promozione della musica popolare siciliana. Poi non potevo scegliere posto migliore che giustamente l'Emporium Art di Nino Parrucca non è solo Palermo, ma è tutta la Sicilia, tutto il mondo. Non c'è un oggetto di Nino Parrucca che manca nelle case dei siciliani, ma anche in Italia e all'estero. Quindi devo sempre ringraziare Nino Parrucca che mi concede questi spazi per realizzare questi eventi. Alla fine sono eventi di sicilianità, che è quello che si occupa la mia associazione Sicilia Incantata. Ecco, stasera abbiamo visto tante performance musicali, teatrali, ecco, ma qual è stata la tua preferita? Beh, non posso dire la mia preferita perché gli artisti si sono esibiti nelle loro performance e sono tutti, diciamo, di buon livello, sia recitativo sia rievocano tutte le canzoni di Rosa Balistreri, che è un po' l'artefice iniziale di tutti i brani famosi di sicilianità. Giovanni non si vuole sbilanciare, ma noi ci riproviamo. L'artista magari che ti ha dato più emozioni o anche più artisti? Intanto non mi voglio sbilanciare, bravissima, però mi piacciono tutti gli artisti che sono venuti e che ho scelto minuziosamente perché sapevo quello che ascoltavo. Quindi io li conoscevi già, gente. li conoscevi? Alcuni li conoscevo, altri li ho scelti appunto perché mi sono informato tramite i social e tramite amici che mi hanno segnalati e mi ha fatto piacere la loro presenza. Volevo anche ringraziare la scrittrice Sara Guddo che ha accettato l'invito di venire qui da Nino Parrucca, l'invito mio, ci siamo conosciuti alle par degli anni, anche lei presentava un libro, Cicili, che mi piace molto, scritto in lingua siciliana. Volevo ringraziare la partecipazione delle Serio Sisters, che già conoscevo perché avevo avuto altri eventi al Teatro Giordi. Credo che tutte queste persone che sono venute hanno dato la loro impronta a far partire un progetto nuovo di valorizzazione della musica popolare siciliana, magari con un festival un po' più ampio, in un teatro più grande, magari con il Valderice. Quindi ci riproveremo? Ci riproveremo sicuramente. Grazie Giovanni, alla prossima. Complimenti.